Lei si chiama Islam Tasnia, io si chiama Shoardar Imdadur Islam. Da dove venite? Bangladesh. Lei parla italiano? Sì, abbastanza. Ciao! Sei pronto per andare a scuola? Sì. È la prima Remigina delle elementari Pascoli di Santa Maria del Rovere, la prima dell'unica classe prima della scuola in uno dei quartieri più popolosi della città. Gli altri Remigini arrivano un po' alla volta e alla fine il conto segna 11 scolari, un numero che fa pensare, ricordando gli altri giorni di scuola, quando i bimbi per classe erano 3 volte tanto in più sezioni. Un segno dei tempi, o meglio di quella denatalità che rimarrà evidente anche in futuro, quando questi bambini diventeranno ragazzi ed adulti di una società decisamente più rarefatta. E multietnica, come raccontano questi volti che sono il nostro investimento per il futuro. Dall'altra parte è la selva di telefonini di genitori e nonni che per un giorno hanno rivissuto la loro infanzia. Prima elementare con tutta la famiglia il seguito. Mamma, papà e anche nonna. Allora, la nonna cosa dice? Sono molto emozionata. Più emozionata lei? Sì, penso di sì. E il papà? Ancora di più, forse. Lei si ricorda del suo primo giorno di scuola? Poco, non tutto. Mi ricordo che avevo un compagno che è scoppiato a piangere, per esempio, ma io ero anche abbastanza tranquilla, sì. Sarà un segno della modernità, ma i remigini di oggi non sembrano molto emozionati. Anna, primo giorno di scuola, prima elementare? Sì. Non hai un po' di paura? No. Tranquilla? Sì. Alessio, allora sei pronto per il primo giorno di scuola? Sì. Cosa ti aspetti? Ed è un primo giorno anche per chi a scuola ci lavora, un giorno che si ripete puntualmente ogni anno. Non dormiamo dalla notte prima. Lavoro qui da 10 anni. Ed il primo giorno di scuola è sempre? Fantastico, sarà un anno meraviglioso come sempre. Primo giorno dove oltre ad affrontare il mondo senza mamma e papà si scopre il senso del dovere. Qui è la vera scuola, quindi c'è l'emozione di dire avrò i compiti da fare. E poi c'è chi più che il primo giorno ricorda di più la fermezza della maestra. Io ho fatto scuola elementare dalle suore e c'era Suor Licinia che ci aspettava fuori dalla porta. Suor Licinia era la suora di quinta ed era una suora considerata, non dico altro.